26 voti favorevoli e 19 contrari. Il bilancio di previsione 2016 della Regione Veneto è stato approvato poco dopo la mezzanotte fra sabato e domenica, dopo una maratona di dibattito in aula. Una discussione complessa perché trattava anche le linee guida per gli esercizi del biennio successivo e doveva tener conto delle minori entrate, dal 2010 ad oggi 700 milioni in meno. Una manovra da 15 miliardi che ha trovato anche nella stessa maggioranza che sostiene il presidente Zaia punti di vista diversi e paternità precise, rivendicate su alcuni provvedimenti. La Lega Nord, che insisteva sulla sicurezza, vanta l'istituzione del fondo che sosterrà il patrocinio legale gratuito per i cittadini che eccedano nella legittima difesa per difendersi dai rapinatori, ma anche per i tutori dell'ordine che agiscano contro la microcriminalità. Forza Italia ha spinto per l'estensione del piano casa alle attività turistico-alberghiere che avranno meno paletti per ampliare i volumi delle loro strutture. Ma anche l'opposizione si ritiene soddisfatta dal mancato accentramento alla Regione delle competenze urbanistiche e dall'approvazione del piano strategico della città metropolitana di Venezia. È un bilancio che dà spazio su più versanti a meccanismi contabili che fungono da volano per gli investimenti, tipo i 50 milioni di cofinanziamento regionale dei 4 programmi europei che potrebbero portare a 300 milioni investiti, o i 6 milioni stanziati con Veneto Sviluppo per Hydrobond, con un ritorno potenziale di 160 milioni per il servizio idrico integrato. Da un fondo di rotazione di Veneto Sviluppo l'assessore Barcato ha invece prelevato 35 milioni per garantire i prestiti alle imprese. Nella notte il vicepresidente Forcolin ha poi presentato all'Assemblea il maxi emendamento in tutti i suoi dettagli, i vari impegni di spesa che vanno da accantonamenti tipo il milione di euro del fondo Serenella per le aziende vittime di mancati pagamenti o i 50 milioni di euro all'anno per 3 anni per il nuovo ospedale di Padova e il sostegno al personale delle province, 40 milioni, ai forestali, 21 e alla continuità del trasporto pubblico, 14 milioni da aggiungere al fondo già esistente di 406 milioni di euro.